Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. In questa puntata parleremo di tradizioni antiche e feste popolari e, alla fine, vi dedicheremo una sorpresa musicale. Il 25 aprile si celebra in tutta l'Italia la festa della Liberazione, ma c'è un'altra ricorrenza con profonde radici nella storia del Veneto, specialmente importante per Venezia e, perché no, anche per le Dolomiti, the Mountains of Venice. Allora per noi ci sarà una doppia ricorrenza, già che il 25 aprile si celebra il santo patrono della regione Veneto, San Marco. San Marco è anche il santo patrono della città di Venezia, che è la capitale della regione. È un'antica città, parte della storia della umanità e patrimonio UNESCO. San Marco, raffigurato come leone alato, è presente anche nello stemma del Veneto, nella sua bandiera e nella bandiera della città di Venezia. Ogni anno diventa una delle mete più ambite tra le città italiane e del mondo. Venezia è anche una rinomata città d'arte in cui si celebrano ogni anno diverse festività di antichissima origine come la festa di San Marco. San Marco Evangelista viene commemorato ogni 25 aprile, data della morte del santo patrono della città, ed è da secoli che questa ricorrenza viene celebrata con una processione verso la basilica, a cui partecipavano principalmente il doge e assieme alle massime autorità cittadine, seguiti da migliaia di fedeli al santo. Verso l'anno 1000 San Marco Evangelista diventa il santo patrono di Venezia e fu scelto come titolare della basilica. Ma la storia del legame di San Marco con queste terre venete inizia prima, quasi un millennio prima. Racconta un'antica leggenda che in un viaggio di San Marco da Aquileia a Roma le apparve in sogno mentre sostava nella già importante e strategica Laguna Veneta. Apparve un angelo in forma di leone alato, annunciando che in quelle terre avrebbe trovato un giorno il suo riposo finale e anche la venerazione del suo corpo. Questa leggenda, che viene tramandata secolo dopo secolo, di padre in figlio fino ai nostri giorni, racconta che questo leone alato che si presenta a San Marco aveva sotto la zampa un libro con scritto all'interno Pax tibi marce, evangelista meus, hic requiescet corpus tuum. Pace a te Marco, mio evangelista, qui riposi il tuo corpo. Secondo la tradizione, San Marco continua la sua evangelizzazione in Egitto, per finalmente essere ucciso in modo molto violento ad Alessandria d'Egitto, in una data che viene considerata come precisa dagli studiosi il 25 aprile dell'anno 68 d.C. Resterà lì per quasi 8 secoli e sarà solo fine l'anno 828 che arriverà a Venezia il corpo di San Marco. I veneziani credevano un loro compito dover far tornare il santo e decidono di riportare i resti di San Marco a Venezia. Non era un'impresa facile, i resti del santo erano in possesso degli arabi e c'era un divieto al commercio con loro. Ad ogni modo, nell'anno 827, una spedizione parte verso Alessandria con l'obiettivo di impadronirsi delle reliquie di San Marco l'Evangelista. Furono comandate da 2 storici mercanti veneziani, Bono da Malamocco e Rustico da Torcello. Nell'828 le reliquie di San Marco arrivarono finalmente a Venezia, provenienti da Alessandria d'Egitto. Una volta giunte nella città lagunare, le reliquie di San Marco vennero deposte in una stanza del Palazzo Ducale per più di 2 secoli. Nella seconda metà dell'XI secolo venne costruita la Basilica di San Marco e il santo riposa lì da quel momento in poi. Ancora oggi si trovano nella Basilica di San Marco i suoi resti e vengono custoditi insieme ad altre tante reliquie. San Marco divenne allora il santo protettore di Venezia da quando venne portato lì e poi divenne anche il protettore di tutte le terre venete. Il simbolo di San Marco e del suo Vangelo è il leone, che, quale re degli animali, rappresenta la potenza di Gesù Cristo. Da lì che il leone di San Marco divenne un simbolo di Venezia e del Veneto, nonché della bandiera veneta. Lì, nella bandiera, troviamo il leone alato, che, come nel sogno di San Marco, sotto una zampa ha un libro aperto con la frase Pax tibi marce, evangelista meus, che in latino vuol dire pace a te, o Marco, mio evangelista.
Questo famoso leone alato, conosciuto anche con il nome di Leone di San Marco o Leone Marciano, è stato da sempre simbolo di forza, maestosità e coraggio. Queste qualità vengono associate a San Marco per come enfatizzava nel suo Vangelo il potere di Dio. La storia di Venezia cambierà dopo il possesso delle reliquie del santo. Divenne ancora più internazionale, giacché la sua basilica custodisce allora uno dei 4 evangelisti del cristianesimo, assomigliandosi in qualche modo alla Basilica di San Pietro in Vaticano, la quale custodisce i resti di Pietro. Il popolo veneziano, sentendosi sicuro e protetto dalla presenza dei resti di San Marco, sviluppò una forte devozione attorno al suo simbolo più rinomato, il leone alato. Quest'ultimo, che rappresentava la potenza dell'unità della città, dell'aspetto politico e religioso, diventò finalmente parte della loro identità. Alcuni studiosi indicano che le ali rappresentano l'elevazione spirituale, il libro sotto la zampa del leone, la sapienza, e la spada, la giustizia. Allora, nei secoli il leone di San Marco si rafferma come un'icona di Venezia e viene anche raffigurato in 3 forme diverse. Il leone andante, ossia quando è possibile vedere per intero il corpo del leone di profilo. L'animale è appoggiato su 3 zampe, mentre l'anteriore destra è poggiata sul libro. Questa è la tipica raffigurazione presentata nelle bandiere e nelle grandi statue, dove vi era spazio in abbondanza per rappresentarlo. Poi c'è il leone rampante, che vuol dire che lo vediamo di profilo ritto sulle zampe posteriori e, con le zampe anteriori, regge il libro e la spada. Per ultimo c'è una terza posizione, dove troviamo il leone accovacciato e posizionato frontalmente con le ali spiegate a ventaglio e seduto. In veneziano si dice in moleca o moeca. È una versione molto usata su spazi ridotti per la semplicità e la compattezza grafica. Il leone è stato sempre simbolo di forza, potere e fierezza e poco fa si è riconfermato nell'opera di un artista veneto. Parliamo del leone alato realizzato in legno più grande del mondo. Dopo la tragica e sconvolgente tempesta Baia, il 29 ottobre 2018, l'artista Marco Martalar decide di creare e costruire un simbolo di rinascita, un'opera d'arte in ricordo di tutti gli alberi che sono stati abbattuti. Con la notte del 29 ottobre i boschi sono stati distrutti e tutti i sentieri sono diventati praticamente inagibili. Così l'artista, che giustamente porta il nome di Marco, come il leone, decide di andare in bosco e con tutti i pezzi di legno e rami abbandonati che riesce a trovare, inizia a creare e dare vita a una scultura unica. L'imponente opera dell'artista diventa famosa a livello internazionale e anche per la sua location mozzafiato, nell'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Poco dopo la sua creazione, il leone vola a Venezia per una mostra dove migliaia di persone hanno potuto ammirarlo. Ma un'altra cosa che possono ammirare i milioni di turisti che visitano ogni anno la città di Venezia sono i tanti altri leoni di San Marco, in ogni forma e materiale, che possono trovare dappertutto, non solo nella facciata principale della basilica che porta il nome del santo. La basilica è un altro simbolo famosissimo di Venezia e meta indiscutibile di viaggio. Porta il nome di Basilica Cattedrale Patriarcale di San Marco e si costruisce per ospitare i resti del santo patrono. In quei tempi le reliquie dei santi rappresentavano un potente aggregatore sociale ed economico, attirando l'interesse di pellegrini e mercanti. La Basilica di San Marco rappresenta il massimo monumento della città, tempio di vita civile, testimonianza della grandezza di Venezia e della sua fede religiosa. Per circa 1000 anni ha svolto la funzione di cappella ducale, ma la Basilica di San Marco è stata, lungo la sua storia, luogo di incontro e di preghiera per i veneziani anche in momenti molto dolorosi. I mercanti e i marinai hanno trovato a San Marco un punto di riferimento, già che viaggiando per terra e per mare l'hanno arricchito con doni preziosi, con marmi e con vari tesori d'arte che rimangono fino ad oggi. Questi tesori, donati per onorare il santo patrono, sono all'interno della basilica,
la quale misura 28 metri di larghezza e raggiunge i 21 in altezza nelle arcate. Quando si pensa alla Basilica di San Marco, sono i suoi mosaici e i loro sfondi dorati quelli che ci viene in mente. I mosaici rivestono per oltre 8.000 metri quadrati le pareti della basilica e le cupole. La sua concezione architettonica è essenzialmente bizantina e il suo elemento integratore è naturalmente il mosaico. Nei mosaici si raffigurano storie tratte dalla Bibbia, figure allegoriche, vicende della vita di Cristo, della Vergine, di San Marco e di altri santi. La bellezza suggestiva e di grande intensità della Basilica di San Marco la fanno un posto unico al mondo. La basilica si affaccia alla rinomata Piazza San Marco, che rappresenta ancora oggi il cuore pulsante di Venezia. Nota anche come il salotto più elegante del mondo, circondata da meravigliose opere architettoniche, è il luogo di ritrovo preferito sin dai tempi della Serenissima. Un simbolo famoso in tutto il mondo di Piazza San Marco è il suo alto e bellissimo campanile, che domina la piazza costituendosi come un elemento molto rappresentativo. Con i suoi quasi 100 metri di altezza conta anche con la statua dell'Arcangelo Gabriele posta sulla cuspide. Ma questo campanile ducale che possiamo ammirare oggi non è quello originale. Nei primi anni del 1900 fu distrutto da un crollo per poi essere ricostruito esattamente com'era. A Piazza San Marco, locali e turisti si affascinano con l'imponente Palazzo Ducale e il panorama della laguna completa questa meravigliosa scenografia veneziana, la quale viene immortalata in numerosissimi dipinti e opere d'arte lungo la storia dell'umanità. La Piazza San Marco è però lo scenario di due feste importanti. La prima è il suggestivo, misterioso e famoso Carnevale veneziano. Nei giorni di Carnevale, la città intera e principalmente Piazza San Marco si vestono con lo sfarzo e l'uso dei costumi del tradizionale Carnevale. Questo evento di lunga tradizione e unico al mondo si svolge ogni anno riempiendo la piazza. Migliaia di turisti decidono di partecipare al Carnevale di Venezia, attratti dal fascino e il mistero che questo carnevale rappresenta. Più recentemente nasce una manifestazione popolare che ha Piazza San Marco come cornice perfetta. Si tratta di una festa con profonde radici nella storia di Venezia, la festa del boccolo. Questa tradizione centenaria di Venezia si celebra nel giorno dedicato a San Marco, ossia il 25 aprile. In questa occasione ogni innamorato regala alla propria amata un bocciolo di rosa rosa o in Veneto un boccolo di rosa. Questa usanza deriva da un'antica leggenda. Si ricorda la storia tragica del soldato Tancredi, il quale, ferito mortalmente, invia alla sua amata una rosa col suo sangue come pegno del suo amore. La leggenda racconta che Maria era la figlia del doge, il quale non accettava l'origine umile del soldato. Per dimostrare il suo amore, Tancredi parte per la guerra e muore in combatto, ma prima riesce a inviare una rosa bagnata col suo sangue alla sua amata. Maria muore dopo ricevere questa rosa e allora i veneziani prendono questo boccolo come simbolo d'amore. In onore di questa festa, il 25 aprile del 2014, Piazza San Marco è stata ospite di una performance artistica che radunò migliaia di partecipanti e tanti curiosi. I collaboratori del progetto dell'artista veneziana Elena Tagliapietra, che lo aveva denominato Una rosa per Venezia, hanno formato un enorme disegno di un boccolo di rosa rosa, fotografato dalla cuspide del campanile. Un panorama colorito e rappresentativo della festa del boccolo. Allora vediamo quanto importante sia San Marco per Venezia e tutte le terre venete. San Marco, la sua storia, il leone alato, la basilica, tutti sono parte della loro vita e identità, storia e cultura. Santo patrono, protettore è quello che in qualche modo dà inizio alla Venezia come si la conosce nei nostri giorni. Il 25 aprile è una giornata di feste importante in Veneto e in tutta l'Italia. Festa della Liberazione, festa di San Marco e del boccolo. Queste ricorrenze sono tradizioni con profonde radici storiche e che rappresentano parte dell'essenza di un popolo.
Prima di salutarvi vogliamo inviare un augurio di buon onomastico a tutti quelli che portano il nome Marco e le sue varianti, e specialmente al nostro direttore Marco, e anche regalare a tutti i veneti e a tutti quelli che portano il Veneto nel cuore una canzone tipica della tradizione veneta, La biondina in gondoletta. Ascolteremo adesso una versione per chitarra interpretata da mio fratello Ignazio Dalla Corteluccio. Ciao amici dei Bellunesi nel mondo, io sono Ignazio Dalla Corteluccio, della famiglia bellunese dell'Argentina, e in questa occasione vi farò ascoltare questo arrangiamento per chitarra di una canzone tradizionale veneziana chiamata La biondina in gondoletta. Grazie per ascoltare. Amici, ci rivediamo alla prossima puntata di Ernestina dalla fine del mondo, qui su Radio AVM Voce delle Dolomiti. Arrivederci amici, e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio.